Al via ieri l'iniziativa promossa dagli ordini degli ingegneri e da quello degli architetti di Agrigento con il patrocinio del Comune sul centro storico come momento di ripartenza per una sua riqualificazione al fine di dare decoro ma principalmente sviluppo. Diversi temi trattati dai relatori mirati tutti a dare la giusta soluzione al problema. Gli ordini professionali hanno voluto organizzare questo momento di incontro fuori alla liturgia e dai riti che più volte si sono succeduti per autocelebrare una capacità di intervento in centro storico che ha mostrato tutti i suoi limiti. Riteniamo che determinati processi, determinati meccanismi debbano essere rivisti e debbano ripartire mettendo al centro qual è il fine ultimo di tutte le attività, cioè quella che è la riqualificazione, la rivitalizzazione del centro storico, e questo passi da processi normativi che semplifichino le procedure, che innalzino il valore economico del costruito del centro storico e che consentano all'operatore privato di intervenire in sicurezza sfruttando alcuni degli strumenti legislativi già presenti, quali l'ecobonus e il sisma bonus, estremamente interessanti, che oggi vedono una difficoltà nella loro applicazione per una serie di cause endemiche legate al nostro centro storico, ovvero la parcellizzazione e le difficoltà di accesso. Allora, tutto ciò deve essere superato da uno sforzo sinergico delle pubbliche amministrazioni, degli ordini professionali, delle associazioni che intervengano in maniera chiara attraverso una serie di deroghe sulla legislazione vigente e di semplificazioni per consentire di ottenere i risultati attesi. Agrigento ha un centro storico meraviglioso che in 50 anni di malpianificazione urbana di questa città, vuoi per l'evento franoso, abbiamo fatto sì di aver svuotato quell'immenso patrimonio artistico, culturale ma anche sociale che è rappresentato dal centro storico della città di Agrigento, e poi noi oggi vorremmo recuperarlo. Recuperare un centro storico si deve partire dal riaggregare le periferie, si deve partire fortemente dal evitare un ulteriore consumo di suolo, si deve partire da un piano economico e commerciale sulla città di Agrigento per far sì che la via Tenea riporti le vetrine aperte e illuminate, e lo dobbiamo fare soprattutto nel tentare di defiscalizzare al massimo i cittadini, gli imprenditori che vogliono investire sul centro storico. Se tutti questi elementi vengono messi a sistema, io sono certo che il centro storico di Agrigento potrà ripartire. Il futuro del centro storico di Agrigento è certamente legato per una parte a quello che è l'asse di Via Duomo, dove insiste la cattedrale e tutto l'itinerario arte e fede, e alla riapertura della cattedrale, che diventa un segno di speranza e un punto sicuro anche di arrivo nei percorsi di fruizione turistica. Ma accanto a questo è necessario che partano processi nuovi che portino alla ristrutturazione, al consolidamento, ma anche all'agevolazione perché i privati possano investire nel centro storico. Oggi non si possono fare più iniziative senza dare al privato la sollecitazione a investire e avere delle facilitazioni. Faccio un esempio molto semplice: non si possono aprire locali B&B e altro nel centro storico senza avere dei regolamenti chiari e delle deroghe alle normative, poiché i centri storici fisicamente hanno difficoltà anche con le barriere architettoniche. Oggi bisogna iniziare a pensare anche ai regolamenti e a quelle deroghe che possono aiutare e facilitare, nonché pensare a delle agevolazioni dal punto di vista fiscale che possano aiutare a investire anche nel centro storico. Si partì proprio da questo, cioè mi ricordo si discuteva su cosa candidarsi, su quale quartiere candidarsi, perché si parlava di periferie. Allora il centro storico è periferia. Non si faceva i conti con la filosofia di quel bando che fu voluto da Renzo Piano, il quale parlava della necessità di creare dei rammenti alle città, cioè quelle aree che si trovavano particolarmente compromesse sul piano non solo urbanistico, infrastrutturale, ma anche sociale, e metterci, come si suol dire dalle nostre parti, una sorta di pezza. Ma dove più che mai, se non nel nostro centro storico di Agrigento, che era stato mortificato da tante cose, da una necessità di risorse mai arrivate. Alcune ragioni erano certamente da ascriversi a noi stessi, cioè il fatto che ti doti di un piano del centro storico solo nel 2008, quando la messa importante di risorse finanziarie erano già finite a Ortigia, erano finite a Ibla, a Palermo stesso.